Sì. Andiamo. Che succede? Che fa tuo fratello? Niente. Che avete fatto? Niente, abbiamo preso a prestito un po' d'oro, qualche oggettino. A quest'ora? Per i prestiti e per l'amore tutte le ore sono buone. Se si sveglia la zia. Per carità, diventa la notte delle streghe. Ma che fate? Che volete fare? Si può sapere. Silenzio, silenzio, qui si sta lavorando per l'arte. E tutto questo? Dove l'avete preso? Benvenuto, lasciami lavorare. Siete andati a rubare, vero? Ma che rubare? Dopo ti spiego. Ma che state facendo? Avete preso la mia casa per un arsenale? Buona, buona, Angela, non farci perdere tempo, su. E tu perché li hai fatti entrare? Ma non mi hanno chiesto il permesso. Angela, per favore, è una cosa importante. Non voglio imbrogli, eh? Se mi lasci lavorare, il premio sarà mio. E tu sarai la mia musa. E chi è? Un'altra donnaccia? Ma no, tesoro. Vuol dire che tu sarai la mia ispiratrice e io vincerò il premio che il Granduca ha messo in palio. Sarà il mio dono di nozze. Nozze? Oh, benvenuto, finalmente. Beh, Dove vai? vado ad avvertire la zia che ha perduto la scommessa. Quale scommessa? Oh, aveva scommesso con mio fratello che tu non mi avresti mai sposato. Perché tuo fratello invece Oh, certo, ne è sempre stato sicuro. è un bell'ottimista. Ti rimangi la parola? Oh, giammai. A proposito di mangiare, non c'è qualche avanzo? Francesco ha fame e poveretto si vergogna a chiederlo. Vado subito a prepararvi qualche cosa. Vedrai. Che bella fonderia, che bella bottega ti metterà su la zia dopo il matrimonio. Oh, sì, la vedrò e come. È una pazzia, Serenissimo, una follia. L'eminentissimo arcivescovo ha ragione, Serenissimo. Come vostro medico e, se mi è lecito, come amico personale, mi associo alle sue proteste. Ma gli antichi romani, secondo Tacito... Ma gli antichi romani erano noti per la vigoria fisica. Ma dove andremo a finire di questo passo? Allora Firenze diventerà un girone di pagani, di miscredenti. Almeno non levatevi i calzoni. Sarebbe più prudente. E meno peccaminoso, soprattutto. Beh, questo posso anche concedervelo. Comunque ho deciso di portare questo esperimento fino in fondo. Messeri, io farò il bagno. Adiuva domine mortalis stultitio. Non è affatto sgradevole. No. Sento
come un diffuso tepore leggerissimo e una sensazione di umidità per tutte le membra. Sì, 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 sì. Direi che è decisamente piacevole. E gratta, tu gratta? Che bella cosa. Qui col progresso sociale io sono certo che la gente farà il bagno anche una volta l'anno in avvenire. Perdona loro, poiché non sanno ciò che si fanno. E ora vediamo queste opere. Coppa cesellata in argento, opera di Baccio Bandinelli. La destra no, non esageriamo. Nettuno e Teti, opera di Benvenuto Cellini, gruppo fuso in oro. Dove l'ha trovato tutto quell'oro? Ma non so. La mia ametista. Il mio oro. Ladro! Sei un delinquente! Vigliacco! Sta attento a quello È che lui dici, Baccio. è entrato Io in non casa mi mia e lascio m'ha portato insultare. via tutto Sta stanotte. zitto! È un Silenzio! Prendetelo! Te ne pentirai. Voi che ne dite, Michelangelo? Dico che Benvenuto Cellini è un giovane disonesto, mentre tutti gli altri concorrenti sono uomini onestissimi. Però Benvenuto Cellini ha più talento di tutti gli altri messi insieme. Benvenuto Cellini, io ti condanno a restituire ai derubati quanto hai loro preso, il che ti sarà facile, dato che il premio da te vinto ammonta a 1000 fiorini d'oro. Ma aspetta, a me? Lasciatelo. Grazie, Serenissimo. Io vi chiedo perdono. Dedicherò la mia prossima opera a voi e alla nostra città. Sarà un Perseo con la testa di Medusa. Guarda che deve stare sempre coperta, altrimenti si incrina. E se si incrina, ti incrino la testa. Bussano, vado ad aprire. Ti sto parlando! Lo so. Hai capito che ti ho detto? Sì, maestro, che deve stare sempre coperta, come se fosse una creatura. Ma ricordati che è una creatura del Cellini. Benvenuto, ma tu ti vuoi ammazzare? Sono 3 giorni che non mangi. Perché l'hai fatto entrare? Non ho bisogno di mangiare e non ho bisogno del tuo amore fraterno. Vattene! Permetti. Meraviglioso. È la cosa più bella che tu abbia mai fatto. Aspetta a vederlo alla grandezza giusta. È in bronzo. Allora potrai dirlo.
Scommetto che me lo manda Angela. Lo sa che mi piacciono le pollastre, specie la coscia. No, guarda che questa pollastra è mia, l'ho cotta con le mie mani. Angela adesso è a letto. Ah, allora mi sta aspettando. E invece ti sbagli perché sei avvelenata. Perché? E come perché? Tu l'hai lasciata, non ti sei fatto più vedere. E una cosa e un'altra si sanno. L'ho lasciata per quello. Sì, va bene, ma guarda che adesso ha scritto una lettera dove dice che lei si è ammazzata per colpa tua e se trovano quella lettera abbiamo tutta Firenze addosso. Da retta a me. Va da lei, dille quello che ti pare, dille che te la sposi, quello che ti viene in mente, ma fatti dare quella maledetta lettera. Ma hai capito? Dì, hai capito o no? Oh, Madonna mia. Mostro! L'assassino! Io me ne vado. Benvenuto! Acqua! Acqua! Angela, perché? No, no. Ti ho atteso tanto davanti alla nostra cappelletta, quando poi ho capito che non saresti più venuto. Ho provato un gran dolore, un gran vuoto. E allora ho pensato che era meglio morire. 3 libbre di belletto ha ingoiato, 3 libbre! Ma allora si tratta di indigestione. Dottore, dottore, Angela, alla fine poverino. No, non lasciarmi, Angela. Permesso? Permesso. Maestro! Maestro! Che c'è? Cosa vuoi? Hanno dato fuoco alla bottega e c'è dentro vostro fratello, Messer Francesco. Benvenuto! Benvenuto! Ti attendo domattina alle 8 in chiesa e se non vieni, t'ammazzo! Lassù! Che succede? Messer Francesco, su, tra le fiamme! Francesco! 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 Che è successo? Sono entrato nella bottega e qualcuno mi ha dato un colpo alla testa. C'era anche Bambinelli. Portagli anche questi. Un momento, amici, un momento. Allora, beviamo alla fine di qualsiasi concorrenza sleale. Beviamo, Messer Tobia. Non so cosa darei adesso per essere vicino al nostro amico Messer Benvenuto Cellini, in modo da poterlo consolare in questo triste momento in cui tutte le sue ambizioni di gloria sono andate in fumo.
ammazzo tutti fino all'ultimo, brutti vermi schifosi! Prendetelo, guardie! Ma non è lui che dovete prendere! Sono gli altri! Ma sei impazzito! Benvenuto! Andiamo! Presto, vieni qui! Guarda, benvenuto. Proprio come lo stavo sognando. Pensa che buon odore avrà quando sarà rosolato. Sentilo com'è grasso, guarda. Giù. Dì, benvenuto. Ma che cercano noi? No, sono solo cacciatori. Tranquillizzati. Allora, trattalo con gli onori che gli competono. Porta qui quel fagiano, l'ho colpito io. Davvero? Ma è morto fra le mie braccia? Spennalo, Francesco. Ma Ti ho detto spennalo. non sarà il caso che... No, non è il caso, spennalo. Eccellenza, faccio subito bastonare quel cafone, così imparerà. Venite voi No, altri. non vi incomodate. Gli insegnerò io di persona a quell'impudente chi è il connestabile di Borbone. Gli farò assaggiare un mio colpo segreto. Niente male come stile, ma quello che vi manca è la pratica. Maestà, mi chiamo Benvenuto Cellini, scultore ed orafo. Se maneggi lo scalpello come maneggi la spada, devi valere tanto oro quanto pesi. Sarei felice di potervelo dimostrare, Sire. In questo momento è la guerra quella che più ci sta a cuore. Però, aspetta. Conte, quest'uomo è un'ottima lama, potrebbe rinforzare la vostra scorta. Dov'eri diretto? Stavo cercando un protettore e un po' di fortuna, Sire. A quanto pare il protettore l'hai trovato e la fortuna sta a te saperla acciuffare. Il conte Frangipane, ambasciatore di Sua Santità, ha bisogno di una scorta per tornare a Roma. Tu andrai con lui. A Roma? A Roma, messer Benvenuto, se vuoi servirmi. Su, via.
Luciano, ti sei assicurato che tutti i miei manoscritti siano nel baule? Sì, monsignore, sì. Va bene, va. Questo Frangipani è un pozzo di scienza in fatto di storia. Sempre. E pensare che stiamo per rifiutare questo viaggio. E da quando in qua ti interessa la storia? Da questo momento, fratello. Via! Monsignore. Scusate, monsignore. So che voi state scrivendo un'imponente opera storica. E come avete fatto a saperlo? A Firenze non si parla che di questo, monsignore. La storia d'Italia è sempre stata una grande passione di tutti noi fiorentini. Per la verità si tratta della storia della mia casata, le cui origini sono molto più antiche della storia d'Italia. Bisogna risalire a Enea, a Priamo, ai Troiani. Io ho qualcosa che potrebbe interessarvi, monsignore. Cosa? In un'antica pergamena che ho a Firenze si fa cenno di un Frangipani che era in qualche modo collegato con Minosse, re di Creta, quello del Minotauro. Ma dite davvero? Certo, monsignore, davvero. Va bene, bene. Di questa storia del Minotauro ne riparleremo a Roma. E intanto vi farò vedere alcune carte molto interessanti appena saremo arrivati alla locanda. E grazie, grazie. Questo, caro Cellini, è l'indice bibliografico su cui sono basate le mie ricerche. Il testo fondamentale, naturalmente, è Strabone, ma vorrei anche farvi vedere il preziosissimo Antiquarum Rerum Italicarum del cardinale Giotti, un'opera ormai molto rara. Io sono riuscito ad ottenerne una copia in prestito, ma non sono riuscito a farmela vendere a nessun prezzo. D'altra parte anch'io al posto dell'arcivescovo di Ravenna che me l'ha prestato non l'avrei ceduto. Quando si hanno simili tesori bisogna tenerseli cari. Ma che cosa c'è nella vita di più bello che i libri? Ma dove è andato questo benedetto Strabone? E adesso vi voglio leggere alcuni brani dell'Epitalamio composto dal poeta Bertolli in occasione delle nozze dell'eccellentissimo signore Cencino Frangipani con Anna di Brandeburgo. E delle nozze di Francio Frangipani con Elisabetta di Braganza e di vari altri Frangipani o Frangipanini del secolo scorso. Io mi ritiro. Piera, accompagna la signora contessa. Poeta Bertolli aveva esplorato gli archivi di tutte le più antiche casate romane, dai Massimo agli Orsini, ai Savelli, ai Colonna, e aveva, dopo lunghe ricerche, scoperto in un castello lungo la costa pontina un documento di un'importanza eccezionale. Dio che sono! Non capisco come una conversazione così interessante possa farmi... Contessa. Chi è? Il più fortunato di tutti i mortali, poiché ho visto Venere uscire dalla spuma. Ma ci conosciamo? Sì, e non sono né una contessa né Venere, sono Piera, la servante della locanda. Ma sei bella e fiera come un'amazzone. Lo spettacolo è finito. Fuori! Quella che cercate in fondo al corridoio, nella stanza dei nobili. Vuoi saperlo? Ormai resto qui.
Ma insomma, siete tutte armate, eh? Questo di giorno serve a battere le bistecche, ma di sera serve per gli screanzati come voi. Va bene, me ne vado, me ne vado. Fuori! Dicevo per scherzo. Fuori! Va bene, come detto. Voi. Andatevene. Uscite, uscite immediatamente. Ma siete pazzo? Uscite o chiamo qualcuno. Sì, fatelo. Così mi uccideranno. Meglio morire che soffrire come soffro. Vi scongiuro. Io non sono degno di toccare neanche l'orlo del vostro vestito, ma non posso impedire al mio cuore di ripetere il vostro nome ad ogni battito. Lucrezia, Lucrezia, Lucrezia. Non oserei nemmeno guardarvi se vi sapessi felice. Ma voi, Lucrezia, non lo siete. Ma sì, non sono felice. È vero. Una donna non può essere felice senza amore. E allora voi non avete il diritto di respingermi. È troppo tardi. Perché è troppo tardi? Non è mai troppo tardi per essere felici. No! Non vi avvicinate o mi uccido. Oh. Anche questa. Ci risiamo. Per favore, non lo fate. Aiuto! Aiuto! Presto, presto! Muovetevi! Lasciatemi! No! No! Svegliatevi! Svegliatevi! Sveglia! Francesco! È inutile, non si sveglia, ci ho già Muoviti, provato! poltrone! Ah! Francesco! Ma voi siete ferito. Sedetevi. Oh! Ma cos'è questo? Fuoco liquido? Oh, state zitto, altrimenti ve lo butto in faccia. Oh!
spietata come una furia, una gorgone. Eppure mi piaci. Venere, furia, amazzone, gorgone. Ma perché non mi chiamate mai con il mio nome? Facciamo la pace, vieni. Mm. Ecco, brava. Se ti va, io ti porto a Roma. A Roma, con voi? Sicuro, mi terrai la casa. Va bene, accetto. Però v'avverto che mi porterò il mio martello. Ma come? Non ti fidi? Però mi fido di più col martello. Bene, li abbiamo tutti sbaragliati. Ma come mai questo sonno così profondo? Questo vino è drogato. Solo noi non l'abbiamo bevuto. Per nostra buona fortuna. Ringraziamo il cielo. Questo è salvo, fortunatamente. È il tributo che il re di Francia invia al Papa come testimonianza della sua devozione e sottomissione. Noi vi siamo riconoscenti, benvenuto Cellini, e vorremmo fare qualcosa per voi. Il mio più ardente desiderio è servire voi, Santità. Allora vi offriremo una posizione degna del vostro valore e della vostra abilità nel maneggio delle armi. Vi nominiamo capitano delle nostre guardie. Non sembrate soddisfatto? È un grande onore, Santità. Ma credo di potervi servire meglio in un altro campo. Io sono scultore ed orafo, prima di tutto. Molto bello. Vogliamo che tutte le nostre monete d'ora in poi portino questa effigie. Ma cosa metterete sul rovescio? Perché non questa Venere, Santità? Potrebbe essere il simbolo della vostra passione per le arti classiche. E la testa? Ne troveremo una che sia degna della statua. Quella della contessa Frangipani, se il suo sposo acconsente. Ah, senz'altro. Va bene. Va bene, però vestiamola un po'. Facciamola diventare una Minerva. È molto più seria come dea. Questa è la quantità di oro per coniare 20.000 fiorini. Prima di fonderlo, gli scrivani ne controllano scrupolosamente il peso. Eccovi la chiave, ne esiste solo un'altra che ho io. Quando pensate di poter fare gli stampi per le nuove monete? Appena avrò fatto la testa di Minerva. Bene.
E i personaggi più importanti che emergono dalle cronache di Casa Frangipani nel XII secolo sono, dopo il famoso Cencino, Bellobio Frangipani, Venanzio Frangipani, Frangipano Frangipani, Frangipanino Frangipani, il grande Frangipanio II, figlio di Frangipanino Frangipani, tutti e due vescovi illustri della città di Rieti. Quest'ultimo coadiutore di Narni e acerrimo rivale di Cencio Savelli per il possesso della città di Ripatransone. Il fratello si distinse nella Quinta Crociata per aver combattuto una notte intera a piedi scalzi contro le guardie del Saladino. Aspettate, vado a prendervi la storia della vita di Santa Cecilia. Santa Cecilia Frangipani. Sì, ve ne prego, monsignore. Per quanto l'abbia cercata, non sono mai riuscito a trovarne la biografia. Ah, è un piacere, mio caro Cellini. La trovo subito. No, vi scongiuro, non mi torturate. Ma siete voi che mi torturate. Vi prego, lunedì prossimo vostro marito parte. Da quel momento io vi aspetterò tutte le sere. Abbiate pietà, pietà di me. Io vi amo, Lucrezia, vi amo. Ditemi che verrete. Non vi faccio promesse, ma non pensate che io non senta niente per voi. Allora, martedì. No. Sì, martedì. No, Vi prego. martedì no. E quando? Quando? Sabato prossimo. Ah, l'ho trovata! L'ho trovata! Mi pareva impossibile che non ci fosse. Accomodatevi. È una casa principesca e costa solo 12.000 fiorini. Sì, sì, può andare. Ma dove li troviamo 12.000 fiorini? Non temere, in qualche modo faremo. Quello che più importa è che Lucrezia si trovi in una casa degna di lei e degna della sua bellezza. E noi in una prigione degna di noi. Allora avete deciso, messer Cellini? Sì, ho deciso, la prendo. Venite domani da mio fratello e penserò a lui a pagarvi la caparra. Bene. Io non mi occupo di questioni di denaro. Oh, certo, certo.
Siete certo che il vostro spettacolo sia adatto alle circostanze? Certissimo, messer Cellini. Si tratta dell'implacabile lotta fra il vizio e la castità. Vince sempre quest'ultima. Ma non potremmo lasciar vincere il vizio per questa volta? Oh, giammai. Oh, adesso vi facciamo sentire come incomincia, messer Cellini. Castità? Prego. Un giorno se ne va la donzelletta per un viottolo ascoso in grande fretta e anche quella volta, già si sa, la vincitrice fu la castità. Ah, questa prova mi ha messo un certo appetito. Anche a me, sento un grande languore allo stomaco. Cosa c'è? È arrivata. Ve la manda la contessa Frangipani. Fuori! Fuori tutti! Potremmo mangiare qualcosa prima di incominciare? Vattene. Ma come? Eccellenza, io non merito un simile trattamento. Fuori di qui o vi massacro! Ma chi? Ma eccellenza! No, non ci sentite, eh? Andatevene! Fuori! Questo è un affronto! Fuori! Ma che Fuori tutti! Uscite! Uscite! Non resterà un momento di più in questa casa, andiamo! Via! Maledizione. Vergognatevi! Cosa? Vergognatevi a trattare così la gente che lavora per voi. Ma tu che c'entri? Perché te la prendi tanto? Si può sapere? Ah, non lo capite? Io non sono uno straccio da buttar via dopo che ve ne siete servito. Anch'io lavoro per voi. E se a voi non manca niente, il merito è solo mio. Piera, non farmi perdere la pazienza. Avete ragione. Quella stupida non merita che io m'arrabbi. Fuori di qui se no t'ammazzo. E fatelo. Così passerete alla storia come lo scultore che ha ucciso la serva. Ma almeno la vostra preziosa contessa si disturberà per venirvi a vedere quando vi metteranno il cappio al collo. Vattene! Ma non capisci? Vieni qui. Cos'è che non capisco? Cos'è che dovrei capire? Piera! Piera! Ma l'hai letta bene questa lettera? Andatevene al diavolo tutti quanti. Ma leggila tutta. Leggila. Stupido che sono. Lei mi ama. Lei mi ama. Ma io te l'avevo detto, no? È chiarissimo che mi ama. Senti, mio marito è stato nominato ambasciatore a Firenze. Partiamo a giorni. Un destino crudele vuole dividerci. Sono tanto infelice. Lei mi ama. Firenze. Dobbiamo andare a Firenze. Ah, devo farmi dare il permesso dal Papa prima. Perché vuoi andartene a Firenze? Non ci stai bene a Roma? Oh, ci sto più che bene, Santità, grazie alla vostra benevolenza. Ma c'è una cosa che ho lasciato in sospeso a Firenze. Una cosa, eh? E perché non dici una donna? Noi sappiamo il tuo segreto. Tu vai a raggiungere il tuo amore a Firenze, di la verità. Sono confuso, Santità. Ma per quale ragione? È un sentimento onorevole. Tu ami una donna e vuoi andare da lei. La vuoi rendere felice, è più che giusto. Avanti, va, hai la nostra benedizione. Io non credo che vostra Santità abbia... Ma non c'è bisogno che tu vada a Firenze. Quella che tu ami è qui e si è confidata con noi. Ci ha raccontato tutto e noi vi accordiamo la nostra benedizione. Alzatevi. Ecco il tuo benvenuto, Angela. Sposatevi e siate felici. Allora addio, Francesco. Ma dove vai?
Non lo so. Il più lontano possibile da questa città e da quell'arpia. Ma non hai paura della collera del Papa? Pensaci, benvenuto. Prima o poi ti dovrai pure sposare, no? Prima o poi dovrò anche morire, ma non per questo mi affretto. C'è un gentiluomo che desidera parlarvi, messer Cellini. Fallo entrare. Siete benvenuto Cellini? Sì. E lui chi è? È mio fratello. È il Sant'Uffizio che mi manda. E vorrei da voi qualche schiarimento a proposito di certe monete false che da qualche tempo circolano nello Stato Pontificio. Rovesciatelo. Benvenuto. Svegliati, benvenuto. Ma insomma, cosa vuoi? Qual è la punizione per i falsificatori di monete? La forca, perché? Lo sospettavo. Vieni. Guardala. Benvenuto Cellini. Seguitemi. E dove? Non l'avete ancora capito? Addio, benvenuto. Sii forte, fratello. Sono pronto, capitano. Andiamo. Alza! Venite. Sua Santità vi aspetta. Maldito imbroglione traditore, tutti gli stessi voi fiorentini. Ma vostra santità è fiorentino. Io non conto e non rispondo. E chi fiata? Dovrai farti impiccare. Va bene, santità, ma mio fratello è innocente. Silenzio. Mettiti in ginocchio. È proprio vero che le disgrazie non vengono mai sole. Ti voglio dare il modo di redimerti.
Tu mi hai detto una volta che sei esperto di arte militare, che sai fare dell'altro oltre che falsificare monete, è vero? Sì, Satite. Abbiamo bisogno di te. Roma sta per essere attaccata dai lanzichenecchi al soldo dell'imperatore. Ma l'imperatore non è vostro fedele alleato. Lo era, ma voleva che scomunicassi il re di Francia e io ho rifiutato. Il connestabile che comanda le sue truppe si sta avvicinando a Roma. Ma non comandava quelle del re di Francia? Sì, ma l'ha tradito ed è passato dalla parte dell'imperatore. E non farmi tante domande. Tanto è chiaro che tu di politica non ne capisci niente. E ho paura di non capirci niente neanch'io. Comunque io volevo parlarti della mia artiglieria. I pezzi sono vecchi, gli artiglieri rimbecilliti e i lanzichenecchi sono a poche ore di marcia da Roma. Tu devi prendere in mano la situazione e organizzarmi una difesa. Beh, ma che cosa aspetti? Alza, alza! Un altro po'! Attaccano! Sono sotto le mura! Ai pezzi voi! Vice fronte! Fuoco! Sostituite 2 del pezzo 8! Oh, Pier, dovevo immaginarlo che saresti venuta qui. Tu non ti fai mai indietro. Però hai fatto male a non andartene da Roma quando eri in tempo.
Tu non sai cosa ci aspetta se dovremo arrenderci. Lo so invece, ma non mi importa. Io non potevo mettermi in salvo e lasciare gli altri qui a morire. Sei così tu. Vedi, è in questi momenti che gli uomini e le donne si rivelano per quello che sono. Tu mi devi perdonare, Piera, per come ti ho trattato. Siete voi che dovete perdonare la vostra serva. Allora. Ti ho perdonato. Tradimento! Tradimento! Stanno ammazzando tutti! La guarnigione di Porta Salario è passata al nemico! Inchiodare i cannoni, presto! Ci arriviamo a Castel Sant'Angelo! Andiamo! Oh, Santo Padre, pregate per noi. Dateci la vostra benedizione. Santità, benedici, Padre. Grazie, Santità. Alzati. Sì. Credo di potermi fidare di te. Comandatemi, Santità. Tu devi portare questo messaggio all'imperatore Carlo V. Io volevo trattare la resa, ma il connestabile di Borbone mi odia. Ha giurato di distruggere la città prima che l'imperatore possa intervenire, ma l'imperatore è ancora a Tivoli e non sa ciò che succede qui. Lui solo ha una certa autorità sul connestabile. Io farò il possibile, Santità, ma come uscirò dal castello? C'è un passaggio segreto che ti porterà fino a Ponte Milvio. Come vedi, un papa deve servirsi anche dei mezzi diavoli come te per salvare il suo gregge. È già pronto un ufficiale che ti guiderà fino all'uscita del passaggio. Poi sarà Dio la tua guida. La vostra benedizione.
Lucrezia. Andate via. Non dobbiamo più vederci, mai più. Vi prego. Dimenticatemi. Stavamo per commettere un grave peccato e per questo Dio ci punisce. Guardate. A me sembra che stiate un po' esagerando. Se il Signore voleva punirci, poteva farlo senza mettere nei guai la popolazione di Roma. Avete ancora il coraggio di scherzare. Andate via. È proprio per questo che sono qui, Lucrezia, perché me ne vado. Mi è stata affidata una pericolosa missione. E volevo salutarvi. No, non è vero. Lo dite per farmi soffrire. Ma come potreste uscire dal castello? Esiste un passaggio segreto, ma anche così c'è poca speranza che riesca a passare. Volevo parlarvi per l'ultima volta. Benvenuto! Benvenuto! Questa è l'uscita. Andate con Dio. Vieni, Francesco. Ah, questi romani è pieni d'oro, sì? Era pieni d'oro. L'oro. Guardi ancora. Mio, tutto mio. Tu questo. Ah, no, io via. Tu, vagabundo. Non prendere via. Tutti e due. Ma che siamo noi? Bella donna, no, sì, ma noi tu sai con noi belli soldati, no? Vieni, su, questa ancora strada, sì. Vieni con noi, con bei lanzichenecchi, che tanto tuo marito non può più dire che tu tradito lui, sì? E muoviti, tu non fa piacere di fare amore con forti soldati. Vieni, bella donna, bella italiana, molto bruna, molto bella. Vieni. Vieni con noi. Adesso noi ci giocare donna, sì? 4, 5, 4, 3, tutto. Dai! Poca!
Chiudete la porta! Nessuno deve uscire, per nessuna ragione. Va bene. Cos'è quello? Il carro dei morti, eccellenza. Fate uscire questo carico di carogne! Aprire la porta! Un momento! Francesco. Vattene, ti prego. Francesco, vattene. Non pensare a me. Va via. Ed è proprio la nostra potenza che garantirà la pace a tutti gli uomini. Ed è per questo che siamo qui in armi, nonostante la nostra filiale devozione al sommo pontefice. Noi, Carlo V, non abbiamo mire su Roma, di nessun genere. Vediamo. Ecco, maestà, a parte i lanzichenecchi che sono alle dipendenze del connestabile, tutte le altre truppe sono accampate sulle rive dell'Aniene. Sua Eccellenza il connestabile. Signor Connestabile, ci sono giunte voci allarmanti da Roma. Sembra che le truppe mercenarie al vostro comando abbiano saccheggiato la città, Sire, devastando persino i luoghi sacri. Si parla di atrocità commesse su tutti gli abitanti, senza badare all'età, al sesso, alla dignità dei religiosi. Niente di vero, Sire. A Roma vi sarebbe già la pace se non fosse per l'ostinazione del Papa. Ho deciso che non ci recheremo a Roma, come era nostra intenzione, ma mediteremo sul da farsi in un luogo che sceglierò. Allora? Il Papa ha dato al Cellini un messaggio per l'imperatore. Per fortuna sono riuscito a passare per avvisarvi. Bisogna fermarlo a tutti i costi. Ho dato ordine a tutti i posti di guardia di arrestarlo o di ucciderlo se cercasse di fuggire, di perquisirlo e di portarvi tutto ciò che ha indosso.
Comunque, non è il caso di preoccuparsi, eccellenza. Io sono sicuro che il Cellini non riuscirà a raggiungere l'imperatore. Non sottovalutatelo, Conte. Vi ha già giocato una volta. Io avevo drogato il vino della scorta, credevo che bastasse. Come potevo pensare che uno scalpellino da solo riuscisse a impedire ai nostri uomini di impadronirsi dell'oro? Ci rifaremo col sacco di Roma in abbondanza. Buonanotte, Conte. Dite agli uomini di fare buona guardia. Maestà. Chi siete? Chi siete? Io non sono l'imperatore, sono il suo valletto. E l'imperatore? È andato a Subiaco. Il connestabile? È andato anche lui a Subiaco a raggiungere l'imperatore. È partito poco fa con una carrozza. Io sono un padre di famiglia. Non m'ammazzate! Non m'ammazzate! Aprite! Aprite! Aiuto! Di là, è andato da quella parte. Pigliatelo!
Mattutino, fratelli, mattutino. Mattutino, fratello. Obbedire primum, frater. Penitentiam acciperis ne iterum negligentiam incurras. Quid est nomen tuum? Et in secula seculorem. Amen. Che? Ma chi sei tu? Devo parlare all'imperatore. All'imperatore? Aiuto, aiuto! È pazzo! Fermatelo! Fermatelo! Sono pronto, fratello. Vi credevo più anziano, ma il priore mi assicura che voi siete il più santo di tutti i fratelli. Voglio che ascoltiate la mia confessione. Ho voluto indossare il saio per purificarmi delle mie colpe. Aiutatemi ad ottenere il perdono del Signore. È l'imperatore Carlo V che ve lo chiede e che si inginocchia umilmente innanzi a voi. No. Sono io che mi devo inginocchiare, sire. Ho un messaggio del Papa. Ti dobbiamo molto, benvenuto. Qualsiasi desiderio tu abbia sarà esaudito. Il mio solo desiderio è poter tornare a Firenze, a compiere ciò che ho lasciato in sospeso. Se è questo che tu vuoi, va pure. Ma è un dolore per noi che tu parta. Così come è un piacere constatare che sei cambiato. È un nuovo Cellini quello che tornerà alla cara Firenze. Molto più saggio, sia nella vita che nell'arte. Muovetevi, sciagurati! Vi rompo la schiena se mi fate freddare il metallo! Dai! Metti dentro! Maestro, ho girato tutta Firenze, legna non ce n'è, non se ne trova. Non fa niente, continuiamo con questa. Dai, forza! Presto! Aiutami, eccomi. Maestro, qui mi pare che non basti il metallo. C'era detto che doveva essere quasi pieno e qui siamo un palmo sotto. Serafino! Prendi tutta la roba di metallo che trovi! Sì, E muoviti! Subito! Anche voi, via! Non metti legna nella fornace!
state voi? Ferma, ferma, basta così. Piano, piano. Ci siamo! Ce l'abbiamo fatta, maestro, eh? Serafino, vieni qui. Continua tu. Sì, maestro. Maestro, l'oro non basta. E dove lo trovo dell'altro oro? Ti può servire questo? Ci ho pensato tanto prima di venire da te. Avevo paura. Ma dovevo rivederti, fosse anche per l'ultima volta. Puoi mandarmi via se vuoi.